A disegnare il futuro, forum di innovazione di Italia Economy, giunto alla terza edizione. Siamo in compagnia del dottor Luca Monis, Director di Azimut Direct. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Siamo in Veneto, quindi leggevo qualche sua intervista ultimamente, direttore, che parla di un Veneto che deve crescere in dimensione e mentalità per competere con i campioni globali. Ma come si cambia, secondo lei, cultura imprenditoriale senza snaturare le radici che rendono uniche le PMI venete? Beh, io credo che una grande spinta culturale sicuramente deve arrivare dalle nuove generazioni e quindi sicuramente dalle seconde generazioni che si stanno approcciando nel contesto imprenditoriale del nostro territorio. Insomma, quindi quello secondo me è il primo motore e già insomma incominciano, no, le generazioni a inserirsi nelle dinamiche delle aziende che molto spesso sono i genitori che hanno costituito. E questo è sicuramente un primo punto. L'altro punto è tutta una serie di strumenti anche finanziari che servono a portare, diciamo, conoscenze nuove, nuovo spirito innovativo che poi porta ad essere visibili a livello internazionale, avere delle opportunità nuove. Quindi sicuramente ci sono vari aspetti. Il private equity è uno strumento che può portare questo tipo di impulso allo sviluppo, piuttosto che anche altri strumenti. Diciamo che secondo me sono queste le basi, le nuove generazioni e diciamo l'innovazione nel supporto alla crescita delle imprese. Grazie mille. Bene.